Una giornata dedicata all'acqua per 300 ragazzi delle scuole del Veneto. Sono saliti in gommone e hanno disceso il Brenta. Sono scesi in gommone lungo il Brenta, dalle grotte di Oliero fino alla casa sul fiume nel territorio comunale di Valstagna, per la festa Tutti per l'acqua dedicata all'educazione ambientale nelle scuole. Primo è avanti, quindi metto le braccia dritte, pagaia tutte in acqua e tiro l'acqua forte verso di me. Orissa! 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 Una giornata importante per sensibilizzare i giovani sull'acqua come risorsa preziosa da non sprecare. 300 studenti delle elementari e medie del Veneto hanno vissuto una giornata all'insegna della natura incontaminata della Val Brenta. Vivere acqua, siamo proprio dentro e fuori, all'interno della grotta abbiamo la risorgiva carsica più grande d'Europa e poi le escursioni in battello con i gommoni pneumatici con l'Ivan Team oggi con un fiume tra l'altro generoso di acqua con le abbondanti piogge è il massimo, diciamo, per vivere questa esperienza a vivere acqua. La giornata è stata organizzata da Viveracqua, la società consortile tra i 12 gestori del servizio idrico integrato a totale proprietà pubblica del Nord-Est. Un bellissimo contesto, una bellissima festa piena di ragazzi, alla fine di un percorso formativo importante che facciamo durante l'anno con tutte le scuole, con incontri in aula, nelle scuole, corsi didattici, esperienze, esperimenti sull'acqua, al fine di far capire a questi ragazzi quanto importante è questa risorsa. A fine giornata le premiazioni del concorso promosso dai gestori del servizio idrico integrato. Quest'anno il regolamento prevedeva la realizzazione di uno spot video di 1 minuto sul tema Bevi l'acqua dal rubinetto.